fermi tutti, non è successo niente, non è successo niente. Si sono fermate tutte le squadre lassù. La Juventus che ha pareggiato con la stessa Roma, l'Inter che ha perso con la Lazio e oggi noi abbiamo pareggiato a Firenze. Non è successo niente. Ma ciao a tutti amici, da Napoli l'87. Prima di iniziare con il video, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, a iscrivervi al canale se non siete iscritti, attivando la campanellina per restare aggiornato con i nuovi video e condividete questo video con i vostri amici, parenti e chi vi pare. Certamente c'è il rammarico per non averla portata a casa, perché comunque la Fiorentina, a differenza nostra, ha giocato in Conference League. E per questo magari erano anche più stanchi, erano più sulle gambe, però comunque in un campo come Firenze è comunque difficile andarci a giocare, con una squadra di qualità, con una squadra che gioca un bel calcio come noi, no? È un allenatore bravo come italiano. Oggi la Fiorentina non mi è parsa stanca, ha fatto la partita della vita, come siamo abituati un po' contro il Napoli fanno le partite della vita. Bisogna fare i complimenti alla Fiorentina, ma c'è rammarico anche perché il Napoli le ha avute le occasioni per vincere la partita, ma diciamo che ci sta anche il pareggio, perché comunque dall'altra parte la Fiorentina non è stata a guardare, dall'altra parte la Fiorentina ha costruito anche lei qualcosa. Tra primo e secondo tempo il Napoli diciamo che nel secondo tempo ha avuto più occasioni per poterla portare a casa. Politano un po' egoista, poteva far di più quando Di Lorenzo si era liberato, qualcosa in più, anche nel primo tempo Lozano che si è divorato un gol a porta vuota, Kvara gli ha messo un pallone della Madonna in testa. Dai Lozano, ti voglio bene, ma come cazzo fa a mangiarti quello gol? C'è da dire che anche la Fiorentina qualcosa ha fatto lì avanti, c'è da dire che però un pareggio non è buttato, perché comunque a Firenze non sarà facile per nessuno. E la Fiorentina comunque ha fatto la sua partita, ci ha messo in difficoltà, ha fatto qualche contropiede dove eravamo un po' sbilanciati e ci ha messo una pezza più di una volta, anche Issa che ha fatto una partita mostruosa oggi su tutti. Per me il migliore in campo anche Issa, perché recuperava tanti palloni, perché andava in progressione col pallone, mamma mia, anche Issa. Lobotka il solito, poi è calato anche lui un po', ma ci sta. Zelinski mi è piaciuto, poi è uscito nel secondo tempo, così come Osimhen per i movimenti, poteva fare qualcosina in più, sì, però era molto bloccato da Milenkovic e Quarta, che praticamente l'hanno piata a schiaffo, a Cavec, non si è capito niente. Dai, alla fine tutto sommato un pareggio, diciamo c'è stato il rammarico nel secondo tempo di non aver potuto fare quel gol, visto che sono entrati Politano, Elmas, Raspadori, Ndombele, Simeone non ha toccato palla, ma vabbè, perché la difesa l'ha tenuto molto bene. Ndombele comunque qualcosa ha fatto, anche l'ammonizione si è presa, però comunque qualcosa ha fatto vedere, lo scambio, la qualità, comunque ha giocato con i compagni, soprattutto con Anghissà. Raspadori è andato anche al tiro dove Gollini ha fatto una grande parata. Cioè, alla fine abbiamo fatto quello che potevamo fare perché la Fiorentina si è difesa molto bene. E niente, prendiamo questo pareggio, non è finito niente, non è la fine del mondo, visto che si sono fermate un po' tutte lì avanti. È vero che c'è il rammarico dei 3 punti, però un pareggio è pur sempre buono. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto e che aspettate la carrozza, iscrivetevi al canale di Napoli l'87. Oggi abbiamo pareggiato con la Fiorentina, non è che abbiamo pareggiato con la Cremonese, con tutto rispetto. Cioè, capisco che si voleva vincere questa partita, ma era difficile. L'italiano l'ha gestita bene anche con i cambi, quando ha visto che Spalletti ha cambiato modulo inserendo Raspadori, ha risposto con i cambi anche la Fiorentina. Sottil non lo tenevi, è stato il più pericoloso della Fiorentina. Infatti quando è uscito poi nel secondo tempo ero contento perché mi faceva paura su quella fascia. Siamo andati un po' in difficoltà. Da parte nostra, ragazzi, c'è da dire che comunque lì avanti Kvara ha costruito ancora una volta, Osimhen comunque purtroppo è stato bloccato dai difensori della Fiorentina, Lozano ha avuto l'occasione per buttarla dentro e come cazzo ha fatto a sbagliare. E niente ragazzi, prendiamoci questo pareggio
e continuiamo su questa strada, sul gioco soprattutto, perché il Napoli anche oggi ha espresso il suo gioco e ha fatto vedere di essere una grande squadra. E con questo è tutto ragazzi, buonanotte a tutti amici, da Napoli 87 e come sempre voglio Forza Napoli.